Serve un comportamento responsabile per evitare altre restrizioni. Intanto serve vaccinarsi. Sono diventati intollerabili i botti sparati al lido di San Leone. Una medaglia per un ex combattente nel Vietnam. Manifestazioni per l'estate. Ai nostri microfoni il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Conferenza stampa del presidente dell'Acragas che annuncia novità. Benvenuti su TVA Notizie. Bisogna convincersi che il Covid non si combatte con le manifestazioni di piazza. Per i Novax intanto basta il messaggio di una donna che Novax lo è stata, un messaggio che dice tutto e che ha occupato le prime pagine nazionali. Sembra scontato il ricorso a nuove misure per il contenimento del Covid in Sicilia. In gran parte dipende da chi si ostina ancora a boicottare i provvedimenti come quello sul Green Pass. Gli esperti parlano di fasce di rischio riferite al numero di contagi e a quello dei vaccinati. Per il CTS è opportuno intanto rispettare tutte le misure con comportamenti adeguati per limitare la diffusione del virus. Ribadiamo senza stancarci di farlo che il vaccino è l'unico mezzo efficace che ci rimane per fermare l'avanzare dei contagi ed evitare le misure di cui si torna a parlare. Secondo il CTS, l'unico parametro di riferimento attendibile scientificamente è la vaccinazione completa, cioè la doppia dose o la monodose secondo il vaccino somministrato. Ieri abbiamo mandato in onda il toccante appello di una signora ricoverata per Covid che ha voluto invitare la gente a vaccinarsi. La commozione di questa donna e le sue parole speriamo riescano a convincere che contro il Covid non ci possono essere manifestazioni di piazza o rivendicazioni, ma solo la voglia di salvezza, la voglia di tornare a vivere nella normalità, vaccinandosi. Cambiamo argomento, maledetti piromani, così si sfoga la gente alle prese con la paura per le fiamme. Da Messina arriva il servizio che adesso vi proponiamo. Dobbiamo trasmettere questa cultura della salvaguardia dell'ambiente, perché salvaguardando l'ambiente salvaguardiamo noi stessi e l'ambiente in fondo è ciò che ci circonda. Quindi l'idea di bruciare un'aiuola, un bordo strada, a volte non ci rende conto di quale effetto può avere in una giornata particolarmente calda o ventosa. Può questo incendio, questa banalità, questo avere lasciato un fuoco per un barbecue, l'aveva lasciato abbandonato. Non voglio banalizzare, perché alla fine in realtà molti incendi sono dolosi, fatti con l'intento di fare danno. Però se noi riusciamo già nel nostro piccolo a operare, a evitare che si lasci il rischio, la possibilità di appiccare un incendio, ricordo che l'incendio nasce se c'è il fiammifero e lo zolfo che lo fa accendere. Quindi nel momento in cui noi evitiamo, e tutto parte da questo, noi evitiamo l'uno e l'altro, sicuramente avremo fatto un bene per noi stessi e per ciò che ci sta attorno. Quando si perde un bosco si perde un patrimonio vegetale, un patrimonio animale, ma ci costa pure parecchi soldini, perché c'è una macchina operativa non indifferente, giusto? Sì, e quello dei soldi è un problema poi di amministrazione, perché ovviamente mettere in campo un mezzo aereo, sia esso nazionale, cioè i Canadair, o un mezzo regionale, gli elicotteri, ha indubbiamente un costo che parliamo di migliaia di euro. È inutile stare qua a quantificare, perché altrimenti veramente diventa pesante poi il conteggio. Ogni lancio di acqua dal Canadair ha
veramente un elemento oneroso che dobbiamo tenere in considerazione. A questo dobbiamo aggiungere il danno ambientale, non soltanto il danno, perché quasi l'abbiamo visto qua a Patti, 1500 ettari del 2017, non abbiamo avuto, abbiamo avuto rischi ma non abbiamo avuto persone coinvolte. Lo stesso anno per i 700 ettari della zona nord della città di Messina, ma a volte soltanto l'aspetto umano, sebbene importantissimo, è veramente poca cosa rispetto al danno ambientale che subisce il territorio dove l'incendio è attraversato. Pensate solo che per norma, e questo è quanto mi compete poi far applicare, da 5 a 15 anni non si possono svolgere attività produttive nel territorio percorso da incendi. Appena arriva lo squillo, il segnale di un incendio, cosa accade? Qual è la macchina? Come si mette in moto la macchina operativa? La segnalazione può avvenire in tanti modi, attraverso, e ne approfitto per dare anche l'informativa del numero, attraverso il 1515, cioè il passante che si accorge di qualcosa di anomalo, di una fumata, e che quindi attraverso il 1515 segnala la sala operativa. Anche attraverso i normali canali del 112, oggi è numero unico di intervento, che poi si ricongiungono al 115, ma abbiamo noi delle postazioni di avvistamento, le cosiddette vedette, poste in posizione strategica, che quindi dall'alto riescono a vedere una qualsiasi fumata sul territorio. In aggiunta, quest'anno abbiamo fatto un protocollo con i volontari della Protezione Civile che perlustrano il territorio per conto nostro, per conto proprio in realtà, e qualsiasi segnale, situazione anomala, ce la segnalano. Purtroppo, il caso di dire, anche i prossimi giorni, stando alle previsioni, saranno caldissimi dalle nostre parti. Una brutta notizia certamente per chi il caldo lo soffre in maniera particolare. In Sicilia fino a Ferragosto si prevedono temperature abbastanza elevate, giornate bollenti con l'incubo incendi che continuano senza sosta, con le conseguenze delle quali ci siamo occupati anche oggi. Ha partecipato alla guerra del Vietnam e adesso per un empedoclino arriva una targa di benvenuto da parte della sezione di Agrigento dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi, presieduta da Arturo Tortorici. Vediamo. Una commovente manifestazione si è svolta presso la sala del comune di Porto Empedocle, dove l'associazione presieduta da Arturo Tortorici, l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio di Agrigento, ha voluto donare una targa a un empedoclino emigrato in America e reduce dalla guerra del Vietnam, Todaro Anthony Placido, con la scritta "Benvenuto al grande eroe, Todaro uno di noi". All'evento presente anche diversi parenti di Anthony Todaro, tra cui Paolo Ferrara, già assessore provinciale ad Agrigento, che ha consegnato la targa, il consigliere comunale Giuseppe Todaro, che ha consegnato a Anthony una medaglia. Il consigliere comunale di Agrigento, Carmelo Cantone, presente all'evento, ha portato il saluto del comune di Agrigento, fondatore del premio Carchinos per le eccellenze agrigentine nel mondo, ha anche donato una pergamena all'empedoclino Todaro, quindi anche un riconoscimento al sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, donato dal vicepresidente dell'Associazione Mutilati, e la consegna di una pergamena dell'associazione all'assessore comunale del comune empedoclino, Salvatore Di Betta. L'amico Anthony Todaro è un empedoclino che è emigrato da parte del padre 60 anni fa e andò in America, e Anthony, allora per poter restare in America bisognava fare qualcosa, se no doveva rientrare qua in Italia, e allora l'ambasciatore italiano che si trovava lì chiese ad Anthony se per restare doveva servire la patria, gli Stati Uniti d'America, e disse se voleva affrontare questa triste storia in Vietnam. Lui, orgoglioso empedoclino e siciliano, accettò e con orgoglio andò per 18 mesi in Vietnam. È stato ferito gravemente, ha servito la nazione degli Stati Uniti, ha avuto il conferimento della cittadinanza
americana e al ritorno entrò poi in polizia, tenente della polizia a New York. Cos'è che stiamo facendo noi? L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio di Agrigento rappresenta tutti i servitori dello Stato, chi ha servito lo Stato, chi è morto per causa di servizio combattendo la mafia, e io ho visto in questo personaggio qualcosa che ci accomunava con l'UMMES e ho voluto, diciamo, ricordare l'atto eroico che ha fatto e il passato con la testimonianza degli amici e conferire una targa e qualche pergamena, diciamo, in occasione di questa venuta qua in Porto Empedocle. Non sono nato a Porto Empedocle, però mi sento meglio di un empedoclino, perché sono cresciuto qua e come ho detto, io sono siciliano, te devo dire. Io qua non ero, però facevo una guerra a Giacati, che con Musantini, e quando io sono andato in America, ho fatto che ha detto Arturo, è vero, e da una guerra a Giacati, io ho finito una guerra che si sparava, e come. E non ritorno dal Vietnam a New York, da una giungla di alberi, sono andato a finire in una giungla di cemento armato. Perché New York non è una città calma, non è una... Io ho fatto quasi 21 anni di servizio, a 43 anni sono andato in pensione. È contento di questo riconoscimento? Ma è logico, sì che sono così, anzi sono contentissimo. Senti, io sono orgoglioso di essere un todaro e sono orgoglioso di dire a tutti che sono Casogno Marenese. Marenesi, a Torre del Greco non mi conosce nessuno, quasi. Molto commovente e dimostra ancora una volta come per certi versi gli empedoclini, non solo che rimangono qua ma anche quelli che vanno via, avvertono sempre questo mal di Marinisi, nel senso che hanno sempre il pensiero rivolto verso questa loro terra natia. L'aveva Camilleri, l'aveva il signor Todaro, l'hanno tutti quelli che vanno lontano e non vedono l'ora di poter tornare, magari per prendere una brioche con la granita, dico, come ci siamo visti l'altro giorno. E quindi è una cosa veramente bella e devo dire che gli empedoclini per il mondo si sono sempre fatti onore, quindi è una cosa bella poter festeggiare e onorare questo nostro concittadino. Sono estremamente lusingato per essere stato chiamato a questa splendida manifestazione tesa a celebrare un empedoclino che si è saputo contraddistinguere negli anni anche con atti eroici, ha servito prima il proprio paese che degli Stati Uniti d'America in una guerra difficile e particolare, della quale ancora se ne parla, e poi è riuscito a farsi anche una sua fortuna, un suo essere, un suo benestare lì negli Stati Uniti d'America, una gran bella famiglia ed è un portatore di valori sani. Poi è stato anche un ufficiale della polizia nel distretto di New York, che non è poco, e si è ritirato in pensione in un'età, diciamo, relativamente giovane e ha saputo portare un fulgido esempio degli empedoclini negli Stati Uniti d'America, e quando ritorna qui è sempre un momento importante e toccante, perché rappresenta anche, come dire, un contenitore di esempi particolarmente fulgidi e a tratti anche epici della sua storia, che è stata molto combattuta e che è stata soprattutto piena di coraggio. Sì, è un riconoscimento importante oggi che l'Unione Nazionale per Mutilati ha dato al signor Todaro, nonché anche mio cugino, e ci onora anche della sua presenza qui a Porto Empedocle per ora. È un uomo vissuto che ha avuto un'esperienza durante il suo arco di vita molto travagliata, è andato via da Porto Empedocle quando era piccolo. In America ha trovato, tra virgolette, la sua fortuna, pur vivendo nella tragedia della guerra come la guerra del Vietnam, poi è ritornato negli Stati Uniti dove è diventato poliziotto a New York e adesso vive nel Sud Carolina con prole e hanno anche delle belle attività negli Stati Uniti.
E torniamo a parlare di fuochi d'artificio. A San Leone sono diventati proprio intollerabili. Disturbano la quiete, ma rappresentano un atto di violenza sugli animali. Un intervento delle autorità sarebbe a questo punto opportuno. I fuochi d'artificio sparati quasi tutte le sere e a tutte le ore, anche di notte, non si possono più tollerare. Ci vuole un freno, insomma, contro quella che è diventata una vera e propria anarchia, con la violenza sugli animali, costretti a subire il trauma dei botti, perché nessuno ancora, malgrado le tante segnalazioni fatte anche dalla nostra emittente, ha sentito il dovere di porre un freno all'odiosa abitudine che interessa in modo particolare il lido agrigentino di San Leone. Da qui l'urgenza di provvedimenti da parte delle forze dell'ordine e di una forte presa di posizione da parte delle associazioni animaliste che non si sono mai fatte sentire a dovere. Se far male ad un cane è giustamente un reato, non si comprende come si possa tollerare il male causato agli stessi animali dai continui botti. Sulla questione serve fare chiarezza, serve sapere, ad esempio, se chiunque può sparare botti come e quando vuole o se invece è necessaria una autorizzazione, visto che stiamo parlando di veri e propri giochi pirotecnici sparati quasi sempre dai chioschi a mare per festeggiare compleanni e ricorrenze varie. Staremo a vedere in che modo si riuscirà a mettere fine al vergognoso andazzo. Non ricevono pagamenti da 8 mesi, la protesta delle imprese e la presa di posizione dell'ANCE. Il Consiglio Generale di ANCE Sicilia ha deciso di dare mandato ad uno studio legale affinché promuova un ricorso collettivo delle imprese edili associate. Le imprese non vengono pagate da novembre 2020 e la Regione ha accumulato 4 mesi di ritardo nell'approvare il proprio bilancio e ulteriori 3 mesi per il riaccertamento dei residui passivi per 3,2 miliardi di euro. Questo non è assolutamente ammissibile. Noi come costruttori chiediamo che il bilancio della Regione venga approvato entro i termini e quindi entro il 31 dicembre di ogni anno. La Regione dovrà essere politicamente ed amministrativamente più veloce e competitiva se vuole cogliere le future sfide del PNRR. La nostra azione è rivolta a tutelare le imprese ed i lavoratori dai ritardati pagamenti di quest'anno. ANCE Sicilia promuoverà anche un'azione legale contro l'arbitraria decisione della Regione di ridurre unilateralmente i canoni di locazione dovuti contrattualmente per immobili presi in affitto dai privati, anche in questo caso arrecando un danno alle imprese edili proprietarie. Dal 2005 che paghiamo come zona edificabile, ma edificabile non lo è. Sono tantissime le lamentele di cittadini agrigentini che riguardano la zona di Cannatello e le cosiddette case con orto. Un cittadino in particolare, tramite la nostra emittente, si rivolge al Presidente del Consiglio Comunale e all'assessore all'urbanistica competente per sapere quali intenzioni abbia l'amministrazione comunale sull'argomento, visto che finora agli interessati sono pervenute solo bollette da pagare. A Montevago è comunque estate, questo il titolo delle prossime manifestazioni. Ne parliamo con il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Arte, spettacoli, musica e cultura è comunque estate, così è stato intitolato il cartellone di eventi estivi promosso dall'amministrazione comunale di Montevago. Sindaco. Sì, abbiamo cercato anche quest'anno, rispettando le norme anti-Covid, di dare un minimo di estate ai montevaghesi, a coloro che vengono da fuori perché vengono a fare le vacanze estive e a chi dai paesi vicini vuole avvicinarsi. Ovviamente il momento è un momento molto particolare,
cercheremo di farlo rispettando devono avere i pass, devono avere le vaccinazioni, quindi ci sarà, grazie alla Croce Rossa, ai vigili urbani, ai Rangers, faremo anche dei controlli e ci saranno momenti che sono di commedie, di intrattenimento, una mostra di pittura dell'artista Pomodoro al Vecchio Centro. Insomma, stiamo cercando di dare un minimo di estate, insomma, di senso di estate in una comunità che è una comunità piccola e che vive d'estate di questo piccolo movimento che il comune può creare, insomma, ecco, quindi questo è l'obiettivo. Quindi un evento sicuramente interessante, anche quello del 21 agosto che si svolgerà nell'area archeologica Villa Romana. Questo è un momento bello che voglio rimarcare e sottolineare perché abbiamo avuto la possibilità di valorizzare il sito e ringrazio la sovrintendenza e il parco archeologico, il direttore Sciarratta, per la possibilità che ci ha dato di ripulire e rivedere il sito e mettere le staccionate e quindi in qualche maniera valorizzarlo. Noi come comune abbiamo messo una somma per l'esterno che in pratica è appannaggio comunale, quindi abbiamo sistemato la parte che riguardava il comune e il 21 inaugureremo con una rappresentazione in costumi, ci sarà una rivisitazione del luogo attraverso questa compagnia che ha organizzato, insomma, il momento. L'Associazione Culturale Antico Mondo con la collaborazione dell'archeologa Viviana Caparelli. Esatto, e ringrazio Viviana per la professionalità, è venuta sul luogo, ha valutato ogni cosa e poi giustamente ha messo su con tutta la compagnia un momento scenico che appunto andrà in onda il 21. Ringrazio anche la società, le Terre Sicane, perché grazie a questa collaborazione con loro ci daranno, insomma, un momento di ristoro, un momento di convivialità. Diciamo, sono piccoli passaggi che danno l'idea di un'amministrazione che cerca di fare il massimo in un momento, ribadisco, di grossa difficoltà e di non fare passare inosservata l'estate, tenendo conto però che il momento è un momento particolare, delicato e dobbiamo stare molto molto attenti. E adesso parliamo dell'avvertenza Almaviva che riguarda i call center. C'è un'intervista al sindacalista della RSU, Massimiliano Fiduccia. Siamo molto preoccupati per il bando di gara di assegnazione delle attività di assistenza clienti della nuova compagnia aerea ITA, perché non si fa riferimento all'applicazione della clausola sociale né alla territorialità previste per legge nel comparto dei call center. Nella commessa attualmente gestita da Almaviva sono impiegate oltre 600 risorse fra la Sicilia e la Calabria, di cui 555 solamente a Palermo. C'è molta preoccupazione e il futuro è incerto, soprattutto perché non ci sono riferimenti precisi a quelle che dovrebbero essere le norme di salvaguardia in caso di cambio d'appalto. Nel processo di discontinuità fra Alitalia ed ITA non è possibile pensare di lasciare a casa professionalità e competenze acquisite in oltre 20 anni. Se questo è il modo di debuttare da parte della nuova compagnia aerea, tra l'altro a partecipazione statale, c'è poco da stare sereni. Le segreterie nazionali hanno richiesto un intervento del governo, hanno fatto una richiesta di incontro, è stato indetto uno sciopero dal 5 al 9 di agosto e continueremo con la protesta fino a quando non arriveranno risposte concrete sia da parte delle istituzioni sia da parte del committente ITA. Moderato dal giornalista Stelio Zaccaria, al Giardino della Colimpetra è stato presentato il primo romanzo di Silvia Nocera. Ascoltiamo l'intervista. Presentato presso il Giardino della Colimpetra nella Valle dei Templi di Agrigento, il romanzo d'esordio della scrittrice agrigentina Silvia Nocera, dal titolo Mio padre, il colonnello Sanders, che ha già partecipato alla 34esima edizione del premio Italo Calvino.
L'evento culturale è stato moderato dal collega Stelio Zaccaria. Oltre all'autrice erano presenti le scrittrici Gabriella Portalone e Gentile Paola Baia, presente tra gli altri anche il direttore della Colimbetra, Giuseppe Lopilato. Come nasce questo tuo primo libro? Nasce dal desiderio di parlare, di raccontare del valore della memoria, inteso come identità del singolo, ovvero riflettendo sul fatto che poi l'identità è fatta dalla somma delle esperienze che ognuno fa nel corso della propria vita e che diventano ricordi. Nel momento in cui questi ricordi spariscono, viene meno l'identità di ognuno. E questo poi si concretizza nel racconto di una relazione tra un padre e un figlio, logorata dal tempo e dalla distanza, che finiscono per ritrovarsi a causa dell'Alzheimer, che è la malattia che per eccellenza cancella i ricordi. E quindi ci sarà una corsa contro il tempo da parte del figlio per recuperare i ricordi di questo padre che via via spariscono, e ci sarà un viaggio in questa relazione in cui poi alla fine queste due persone si ritroveranno riscoprendo questo rapporto in chiave del tutto nuova e diversa. Come nasce l'idea di questo libro e a chi si rivolge? Si rivolge a tutti, è un libro che credo sia molto fruibile e facile da leggere. E spero che siano in tanti ad avere voglia di leggerlo. Presentarlo in questo posto meraviglioso ha sicuramente un sapore speciale, il Giardino della Colimbetra. Sì, non potevo veramente desiderare di più. Infatti un ringraziamento, se mi permetti, vorrei rivolgerlo al dottore Lopilato per aver voluto questo evento in questo posto meraviglioso, caro agli dei, e per il grosso lavoro che ha fatto in questi anni restituendo il Giardino della Colimbetra alla città. Dove è possibile acquistare il tuo libro? È possibile acquistarlo su Amazon, sullo store libri di Amazon, sia in formato ebook che in formato cartaceo. Io ho letto il libro di Silvia come lettrice della prima ora. Sono stata molto onorata di questa scelta da parte della mia carissima amica. Devo dire che fuori da ogni aspettativa ho trovato un romanzo che è molto a tema con la situazione attuale della nostra società, per cui si colloca assolutamente come un tema contemporaneo e molto dibattuto, che è quello delle relazioni familiari. Allo stesso tempo l'ho trovato però ben inserito nella narrativa italiana dell'ultimo secolo. Ha partecipato infatti a un prestigioso premio letterario e si vede tutto l'impegno di Silvia nel tracciare un percorso che in qualche modo ricalca molte delle caratteristiche della letteratura italiana, soprattutto della letteratura giovanile e dei giovani adulti fondamentalmente, quindi un tema molto contemporaneo e molto fresco, che però allo stesso tempo attinge a una struttura narrativa classica e ben strutturata. Oltre ad essere un grande, immenso piacere per noi ospitare questa giovane scrittrice della nostra città alla sua opera prima, è anche il via al programma di tante iniziative culturali che sono previste in questo mese di agosto. Seguirà giorno 12 qui una conferenza dello scienziato Tommaso Parrinello che ci verrà a parlare della Terra vista dai satelliti, vista dallo spazio, e ci racconterà la drammatica situazione che stiamo vivendo riguardo ai cambiamenti climatici con dati scientifici inoppugnabili. Ma poi avremo altri momenti con la storia degli scrittori con i quali collaboriamo da sempre, Felice Cavallaro, Gaetano Savatteri, saranno qui a presentare dei libri molto interessanti e molto belli. Il 19 di agosto, Io Felicia, conversazioni con la mamma di Peppino Impastato, scritto da due giovani, allora giovani, cresciuti accanto a questa figura così importante. E poi giorno 27 la presentazione dell'ultimo libro di Catena Fiorello Amuri. Quindi, come vedete, questo è l'inizio di un momento importante per il Giardino della Colimbetra, in cui appunto, insieme a tante altre iniziative che facciamo per l'estate, portiamo anche il momento della riflessione, il momento dell'attività culturale, che ovviamente è l'atto costitutivo della nostra fondazione, ovviamente. E adesso pausa per la pubblicità, a tra poco.
Favara perde una figura storica, Pasquale Palumbo. Ascoltiamo il direttore Arturo Cantella. Si è spento ieri a Ribera, presso l'ospedale Parlapiano, Pasquale Palumbo, colpito dalla malattia del momento, il Covid, che non lo ha perdonato. Scompare così una persona molto stimata e apprezzata da tutti, un vero amico che univa le passioni radiofoniche di presentatore a quelli della sua attività professionale di commercialista, consulente e revisore dei conti, anche lì molto ricercato e apprezzato, recentemente anche impegnato con il Teatro Pirandello di Agrigento con l'orchestra Demetra. Un nostro amico, un collaboratore di TVA dei tempi passati, che ti ritrovavi sempre quando c'era la necessità di un servizio, di una presentazione, di una qualsiasi collaborazione necessaria. Pasquale è stato anche fondatore di Radio Favara 101, del suo teatro, e anche assessore alla provincia regionale di Agrigento. Lascia la moglie Melina Licata e i suoi 3 figli, Giusy, Luce, Francesca e Gero, cui vanno le condoglianze della nostra emittente. Lo vogliamo ricordare con queste immagini tratte da una presentazione fatta al Teatro Pirandello durante il concerto di Capodanno 2019 con la collega Margherita Trupiano. Dici bene Margherita, si tratta di un'importante presenza che mancava al nostro teatro e che adesso è ampiamente rappresentato da un organico orchestrale di ben 50 musicisti, un coro polifonico e di voci bianche di 90 elementi che pone il Teatro Pirandello al pari dei più prestigiosi teatri. Proseguiamo allora con gli altri brani. Continuiamo dal film C'era una volta il West di Sergio Leone, la colonna sonora scritta dal grande Ennio Morricone con l'interpretazione del soprano lirico moderno Deborah Randazzo. Gabriel Soboe di Ennio Morricone ancora, eseguito dal giovanissimo oboista Giuseppe Scarnà. Uno stato di agitazione che riguarda l'appalto per le mense nelle caserme dei Vigili del Fuoco di Agrigento, Messina, Siracusa, Caltanissetta, Gela e Catania è stato proclamato dai sindacati che contestano la nuova gestione per le scelte adoperate, tra cui quella di non assorbire tutto il personale della precedente gestione. Non è escluso che la vertenza possa portare anche allo sciopero. Per gli sportivi agrigentini che seguono le vicende dell'Acragas mandiamo in onda adesso la conferenza stampa seguita da Carmelo Lentini del presidente Sonia Giordano. È tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Ringrazio di essere qua oggi e mi scuso per il ritardo di questa conferenza che se ne sente parlare da settimane, ma purtroppo innanzitutto per il mio infortunio avuto che mi ha un po' immobilizzata e poi sono successe alcune cose che hanno ritardato questa conferenza, hanno spiazzato e amareggiato anche me sinceramente. Niente, penso che avrete appreso dai social, da tutti i canali, sono successe un po' di cose particolari. Ecco, io volevo fare giusto una parentesi, aprire e chiuderla subito, che sinceramente io non ho cacciato nessuno, le porte sono aperte a tutte le persone che vogliono fare qualcosa di buono all'Acragas, soprattutto per il mondo dei tifosi, che devo dire che mi sono stati vicini sempre, in ogni momento, nelle vittorie, nelle sconfitte, nel momento del mio infortunio, quindi io anche loro ringrazio in maniera particolare. Dico solo questo. A me è stato detto semplicemente o noi o tu. Io davanti a una scelta, libero arbitrio, ho scelto di rimanere io. Però veramente non è nulla di personale contro nessuno. Le cose personali le discuterò in altra sede. Sono qua per programmare la nuova stagione e spero di riuscire questa volta, non da solo fortunatamente, a portare avanti il progetto che avevamo appunto parlato lo scorso anno. Una cosa che mi interessa proprio chiarire è fare le scuse personalmente attraverso appunto questa conferenza al tecnico, il signor Peppino Romano, che purtroppo è stato mio malgrado trattato in una maniera non bella, però ripeto non è responsabilità dell'Acragas o mia, discuterò poi personalmente con lui, c'è stato una serie di episodi che poi sono sfociati in quello che voi sapete. Abbiamo poi riconfermato l'attuale
tecnico, però questa cosa poi ne parlerà quelli che sono le parti tecniche, non io sicuramente. E niente, poi io, come sapete, adesso vi presenterò il gruppo imprenditoriale che intende entrare a collaborare con me. Io veramente umanamente li ringrazio perché mi hanno dato veramente manforte in giorni pesanti, e una persona a cui dedico veramente tutto il mio affetto perché mi ha aiutato tantissimo, potrà sembrare strano, è una ragazza di 19 anni che si chiama Alessandra Veneziano, che non mi ha lasciato un minuto in questi giorni per me veramente pesanti, credetemi. E ora però un bel sorriso, adesso al di là di quello che è successo, voglio parlare solamente dell'Acasa, dei tifosi, andiamo avanti, sempre più forti di prima, e voglio presentarmi, vicino a me c'è il dottor Peppe Deni e il dottor Carmelo Callari, che appunto sono le persone che dovranno incominciare questo percorso con me, e sono felice di essere con loro. Ora lascio la parola al signor Peppe Deni, così io vi rilasso un attimo. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti. Io voglio essere estremamente, diciamo così, riassuntivo, proprio per evitare di tediare con cose che poi alla fine riguardano ben poco l'Agragas. Io e il dottor Callari abbiamo una società che si chiama Deni Callari Associati, ci interessiamo di consulenza internazionale e abbiamo rilevato dalla signora Sonia una quota di maggioranza dell'Agragas. Questo è proprio per avere le idee chiare di com'è la situazione, perché è giusto che la stampa sappia quello che stiamo facendo. Poi vorrei un attimino ricordare un po' di storia. Cioè, io sono stato presidente dell'Agragas credo nel 2006, e nel 2006 c'erano molti di voi, tra cui uno dei principali che è Carmelo Lentini, che mi guardavano con molto sospetto, no? Dice: ma questi cosa faranno, cosa dovranno fare? Ritengo che quella stagione sotto la mia presidenza, dove ero solo io come socio sostenitore dell'Agragas, abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo vinto la Coppa Italia, e poi molti di voi si sono ricreduti perché abbiamo gestito in maniera eccellente sia, diciamo, la parte calcistica che anche la parte umana. Io sono stato uno dei pochi presidenti che ha pagato fino all'ultimo stipendio, mentre di solito è usuale che in queste categorie l'ultimo stipendio non venga pagato. Noi abbiamo fatto fronte con dignità e con precisione a tutti gli impegni che ci eravamo assunti. Questa è un po' la storia, per cui le migliori parole ritengo che siano i fatti, per cui ripeterò le stesse cose che io all'epoca dissi a Carmelo Lentini: signori miei, giudicateci dai fatti, lasciamo perdere tutto il resto, la storia di ognuno di noi, quello che facciamo nella vita, guardate i fatti e poi ci giudicherete se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male. Io da un po' di anni mi sono disinteressato delle vicende dell'Agragas, anche in virtù del mio lavoro, perché sono sempre fuori. Oggi, in questi giorni, ho assistito a una diatriba che c'è stata e ritengo che tutto questo bisogna superarlo, perché noi dobbiamo sempre cercare le ragioni che uniscono, mai quelle che dividono. Io personalmente ieri sera mi sono premurato a fare una telefonata a uno dei dirigenti, che è Giovanni Casonova, al quale gli ho detto che noi non vogliamo fare i tagliatori di teste, ma le energie sane che servono al progetto Agragas noi le vogliamo salvaguardare e le vogliamo tenere vicino. Il Casonova mi ha ringraziato per la mia telefonata, mi ha detto che già aveva preso impegni con la Parnoval, per cui però noi abbiamo fatto la nostra parte. Anche i due soci di minoranza che noi abbiamo sentito, gli abbiamo detto che per noi possono rimanere, sono graditi se tutto ciò possa servire al progetto Agragas. Questo in estrema sintesi è quello che io volevo dire. Dopodiché tengo a precisare una cosa: l'Agragas è una delle squadre più blasonate, specialmente in eccellenza, una squadra che ha fatto la Serie C, che è conosciuta in Italia.
Per cui dico, noi come dirigenza cercheremo di attrezzare una società che possa competere per la vittoria finale del campionato. Certamente poi ci sono tanti fattori che possono incidere, per cui tu puoi attrezzare la migliore squadra e poi non vincere il campionato, però l'Agragas sarà attrezzata per questa finalità. Però una cosa che voglio precisare, come tutte le attività, noi tratteremo l'Agragas non come una società sportiva ma come un'azienda, per cui vogliamo creare l'azienda Agragas, vogliamo creare tutte quelle condizioni strutturali, logistiche, affinché l'Agragas non sia solamente una squadra di calcio, ma sia un'azienda calcistica, perché ritengo che diciamo in queste categorie si fa un errore colossale, lo stesso errore che ho fatto io quando sono stato presidente sia dell'Agragas che dell'Icata. E l'errore è quello di non programmare, l'errore è quello di in queste categorie ogni tanto viene il T-Com di turno, no? Dice vabbè, io spendo 150.000 euro, 200.000 euro, faccio un po' di passerella, l'anno prossimo la passerella l'ha fatto l'anno prima e lascia la squadra nelle condizioni di come l'aveva presa, per cui bisogna riniziare da capo, bisogna trovare gente disponibile a finanziare. Tutto questo con noi vorremmo che finisca, nel senso che vogliamo creare le condizioni per fare un'azienda, per cui privilegeremo, al di là di attrezzare la squadra calcisticamente per poter competere alla vittoria finale del campionato, ma destineremo molte risorse a quelle che sono le strutture. Noi abbiamo già dei progetti e vi dico, il progetto principale è quello di fare il manto sintetico all'Esseneto per permettere tutta una serie di soluzioni e tutta una serie di cose. Vedremo cosa ne penserà l'ente locale di riferimento, altrimenti ci attrezzeremo noi come imprenditori per fare tutto questo. Ecco, in estrema sintesi noi vogliamo diventare l'Agragas un'azienda. Un'ultima cosa e poi concludo perché non voglio essere pesante, noi in Agragas prenderemo e vogliamo avere tutta gente che ama la società, avvoltoi, persone che stanno vicino per fare solo passerella, persone che stanno vicino all'Agragas per lucrare. Io è inutile che rimbalgo un po' di passato, non voglio fare polemica, ma tutte queste persone saranno da noi isolate. Per tutti quelli che invece amano l'Agragas e si vogliono spendere per l'Agragas saranno i benvenuti. Concludo, vi ringrazio, forza Agragas e avanti tutta. E ora parlerà il signor dottor Carmelo Callari. Io non ho bisogno di presentazioni, voi sapete benissimo che l'Esseneto ai tempi per me era la mia seconda casa, ai tempi in cui la Juve Santa del grande presidente Pietro Baldacchino il giovedì riempiva lo stadio per la partitella contro l'Agragas. Trovarmi da questa parte mi riempie molto di emozioni. È stato un progetto alla quale, quando mi è stato proposto, un po' di pelle d'oca è venuta, ma che io accolgo con grande entusiasmo e voglio portare avanti con l'impegno sportivo che ho sempre dimostrato. Voglio ripetere quello che il dottor Deni ha testé detto, cioè bisogna formare un gruppo forte, un gruppo imprenditoriale, un gruppo societario non sportivo ma aziendale, dove si va avanti per step. Io sono abituato a buttare tante cose che non mi sono utili. Io sono stato presidente nel 2006, significa 15 anni fa, e una delle cose che conservo con tanto affetto è questa targa che a suo tempo mi è stata regalata dalla tifoseria Agragantina. Questa la conservo come una reliquia e ne sono assolutamente affezionato, per cui dico, tra le tante cose che ho buttato in questi 15 anni, una cosa che conservo nel mio cuore e nella mia scrivania è questa targa.